Purtroppo noi ci troviamo in piena fase di gobba pensionistica, quindi il numero di medici che vanno in pensione è nettamente superiore a quelli che entrano. Contestualmente abbiamo un blocco del tetto di spesa sul personale, quindi l'assunzione personale è contingentata, e contemporaneamente poi abbiamo alcune branche specialistiche che vanno deserte, sono troppo pochi professionisti e questo crea dei problemi in radioterapia, in rianimazione, in medicina d'urgenza, in anatomia patologica. Naturalmente se non c'è un incentivo, che non deve essere necessariamente unicamente un incentivo economico, ma un incentivo professionale, tanti colleghi preferiranno lavorare nel privato oppure molti rinunceranno a fare questo tipo di lavoro. Il medico sicuramente ha necessità di essere valorizzato. Valorizzazione significa, uno, dargli una prospettiva di carriera nel corso dei vari anni. Seconda cosa, riequilibrare il rapporto vita privata-lavoro, perché tra burnout e stress lavoro correlato diventa sempre più difficile lavorare in strutture sanitarie. E poi naturalmente dargli quella autonomia professionale che gli permette di prendere delle decisioni in piena responsabilità, per non parlare poi di tanti altri aspetti, meno aggressioni, meno stress psicologici legati agli avvisi di garanzia, quindi una riforma che riguardi, che li tuteli soprattutto rispetto alle migliaia di cause. Il 95% poi risultano praticamente accantonate. Quindi sono vari i fattori. La retribuzione è una componente importante, però entrare in un ospedale e essere motivato significa svolgere il proprio lavoro con serenità, recuperare quel rapporto con i pazienti che va perso sempre di più, e cercare di fare meno attività burocratiche e molta più attività clinica.